insieme e utilizzeremo come guida la mappa che Dante ci ha disegnato attraverso la Divina Commedia. Dante è sempre attuale e oggi più che mai, soprattutto nella sua opera La Divina Commedia, un'opera che possiamo considerare universale perché in tutto quello che scrive Dante ritroviamo tematiche importanti ed attuali come tutte le emozioni degli esseri umani, la politica, la geografia, gli eventi atmosferici, addirittura tutto quello che Dante ha scritto è attuale ancora oggi. Possiamo paragonare Dante alle opere antiche del teatro classico, quindi non finiranno mai di essere contemporanee. C'è una grande voglia di ripartire, noi siamo in tournée dai primi di giugno, non abbiamo avuto una sera libera, abbiamo toccato tutte le regioni settentrionali e devo dire con una grande partecipazione di pubblico, quindi insomma dobbiamo aiutarci, aiutandoci tutti, noi del teatro e il pubblico, credo che la ripartenza di questo settore come di tutti gli altri sia qualcosa di scontato. Questo è il primo di 4 eventi, ha avuto un discreto successo come iscrizioni online e nonostante il maltempo abbiamo voluto farlo e grazie a Don Giuseppe che ci ha lasciato la stanza lo facciamo qui all'interno della barchessa pur di fare l'evento, appunto perché è importante ripartire, ne ha bisogno la cittadinanza, ne abbiamo bisogno noi, ne abbiamo bisogno tutti di ritrovare la nostra normalità che sarà questo sabato, poi sabato prossimo il 4, sabato 11, domenica 18 saranno gli eventi di Troviamoci in piazza e poi man mano ci avvicineremo all'autunno e li stiamo valutando con la Proloco per vedere gli eventi autunnali e poi con il Natale come fare. Le varie associazioni stanno in queste settimane valutando gli eventi sia per l'autunno che per il Natale, però tutto dipende dall'evolversi della situazione, chiaramente speriamo che con le vaccinazioni, col Green Pass si possa fare più eventi e farli perché appunto come dicevo prima ne abbiamo bisogno di ripartire.